L'atteso derby trenico di eccellenza tra Nebros e Gioiosa sorride ai padroni di casa che rimonta e grazie a due perle firmate nella ripresa da Jacopo Di Vita e Alessio De Gaetano, entrambi classe 2003, consegnano ai bianchi di Francesco Palmeri 3 punti pesantissimi in chiave playoff e un finale danno col botto. Dopo un tentativo dei locali operato da Conti che si perde alto sulla traversa, il match del Vasi si sblocca al minuto 20 quando Guie raccoglie l'assist di Mangano e col destro mette alle spalle di K il pallone che porta in vantaggio il Gioiosa e vale per il classe 2000 ospite come secondo sigillo in campionato. La Nebros non ci sta e prova subito a rimettere il derby in parità, ma il destro di Laplace è deviato in angolo da Pino. Nella ripresa insistono i padroni di casa e al 50° Paterniti in tuffo dice di no al sinistro di Pontini. 5 minuti dopo però l'episodio che cambia il derby quando il signor Canicattì, su indicazioni del primo assistente Bellante, espelle il gioiosano Scaletta lasciando i bianco-granata in 10 uomini. La Nebros approfitta subito della situazione, al minuto 68 rimette tutto in parità con Di Vita che, servito dalla Plus, infila il pallone laddove Paterniti non può arrivare, facendo esplodere di gioia i tifosi locali e firmando così il suo primo gol in campionato con tanto di maglia dedicata. I padroni di casa ci credono e così 2 minuti dopo ribaltano il risultato quando De Gaetano aggancia l'invito di Bontempo e con una spettacolare rovesciata fulmina Paterniti, facendo così Nebros 2, Gioiosa 1, e anche per il classe 2003, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni, si tratta della prima firma in campionato. All'89° la gara del Gioiosa si complica ancora di più, viene espulso infatti anche Rezzos con gli ospiti che chiudono quindi in 9 uomini. Nonostante ciò nel finale i bianco-granata tentano il tutto per tutto, ma i loro sforzi non producono il pareggio sperato. Il 2-1 finale consegna dunque alla Nebros la 6ª vittoria casalinga, 7ª complessiva del campionato e il punto numero 25 in classifica che consente loro di agganciare la 5ª posizione playoff, mentre il Gioiosa, che incassa la 2ª sconfitta di fila, rimane a 21 ma può comunque ritenersi soddisfatta per un 2024 che si chiude in maniera più che positivo.